Gravi disordini a partire dall'1 di stanotte nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore. 4 detenuti di origine magrebina armati di spranghe di ferro ricavate dalle brande hanno messo a soqquadro il reparto d'appartenenza e tenuto in scacco per ore l'intero carcere nonostante la professionalità degli agenti di polizia penitenziaria. I detenuti, ha dichiarato il segretario per il Triveneto del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria Giovanni Vona, hanno devastato la rotonda, l'ufficio della sorveglianza generale, distrutto computer, registri, scrivanie e incendiato lenzuola e giornali. Sono stati chiamati in soccorso da casa i colleghi fuori servizio e solamente dopo una faticosa opera di mediazione la protesta è rientrata questa mattina, ha concluso Vona. Un episodio preoccupante che arriva a poco tempo di distanza dal suicidio di un detenuto nel carcere veneziano e per cui vari sindacati erano già insorti denunciando per l'ennesima volta la situazione ormai al collasso all'interno della struttura, anche per gli agenti di polizia penitenziaria, come ha evidenziato il segretario generale del SAPPE, Donato Capece. La situazione, ha detto, è allarmante, anche perché nelle scorse settimane altri agenti penitenziari nel Triveneto hanno subito aggressioni da parte della popolazione detenuta. Bisogna agire.